Se viene confermata la versione ultima di venerdì scorso, ci sarà un taglio di risorse pari al 18,6% rispetto a quello che è stato erogato nel 2010, che vorrà dire una corsa ogni 5 che salta. A noi mancano 70 milioni di euro per fare un servizio di trasporto pubblico pari a quello del 2010, con tutte le deficienze e tutte le efficienze comprese. Con 70 milioni in meno il rischio è che salti l'intero trasporto pubblico. Perché fra l'altro verrà penalizzata quella fascia di utenti che sono quelli già marginalizzati dalla cintura urbana. E nel frattempo però procedono i lavori per grandi e nuove autostrade nel Veneto. Sì, piuttosto che incentivare il trasporto pubblico locale si cerca di costruire le infrastrutture per incentivare il trasporto privato, cosa che è in completa contraddizione con quello che è il panorama della crisi globale di questo mondo, che sta anche in questo momento purtroppo attanagliando i paesi dell'Africa del Nord, con le rivoluzioni delle persone che ci sono. Qui la verità è che si vuole tagliare il sociale, il trasporto pubblico locale è un servizio al pari della sanità e delle scuole, bisogna capirlo, perché sennò domani i lavoratori, gli studenti, le casalinghe che avranno problemi di recarsi nelle città, nelle scuole, negli ospedali, non avranno l'autobus che li porterà al luogo di destinazione. Ma voi queste cose le avete già dette agli amministratori regionali? Quali sono state le loro risposte? Noi le abbiamo già dette almeno da luglio a questa parte, da quando è cominciata la finanziaria del governo Berlusconi. Questo è il sesto presidio che facciamo qui in regione, abbiamo già fatto uno sciopero, abbiamo fatto 2 manifestazioni regionali e per cui l'abbiamo non solo detto, ma abbiamo anche dimostrato con i fatti che siamo qui e vogliamo delle risposte. Noi abbiamo lavorato per il sistema ferroviario metropolitano, noi abbiamo lavorato per fare un ragionamento di integrazione ferro-gomma, noi abbiamo lavorato per migliorare il servizio pubblico a scapito del servizio privato. Le scelte che sta facendo la Regione Veneto in questo momento rendono morto questo percorso, perché causerà non solo una riduzione, un taglio dei treni e della gomma insopportabile, soprattutto per gli studenti, per i lavoratori, ma causerà un arretramento complessivo di questa regione dal punto di vista del trasporto. Noi è da più o meno 2 anni che chiediamo con questa giunta di avere un tavolo per concordare un piano regionale del traffico per il risparmio energetico e perché il servizio sia più efficace e dia una quantità maggiore. Quello che ci stanno proponendo è un aumento delle tariffe a fronte di un taglio dei servizi, senza nessun piano organico. Sono 300.000 i pendolari, quindi solo già questo numero dà l'idea di qual è il servizio che andrebbe offerto a questi cittadini. Tra l'altro dovremmo provare ad abbattere il PM10, che ormai la fa da padrone in pianura padana, meno cemento, più trasporti efficienti ed efficaci, più trasporto su rotaia sia per le merci che per i passeggeri e meno strade e autostrade. È una idea insomma che tentiamo di alimentare guardando anche PRTC, che invece ipotizza sempre nuove strade, nuovi capannoni. È un'idea vecchia dello sviluppo che è entrato in piena crisi e che però continua a pensare che conta la rendita immobiliare. Dal 97 la Regione Veneto non sta adeguando il corrispettivo per i servizi, cioè sono la bellezza di 14 anni che non viene adeguato il corrispettivo. Abbiamo la regione vicina, che è la Lombardia, che è gemella del Veneto, che per ogni chilometro di servizio eroga 2,80 €, la Regione Veneto ne eroga 1,80 €. Bene, a fronte di questo la Regione Lombardia forse si attesterà a un taglio del 5% che può essere definito fisiologico. Il Veneto sta prefigurando un taglio alla fine di tutta questa telenovela del 18,6%, che è una cosa improponibile visto che è la regione più virtuosa, ha fatto più recuperi di efficienza e alla fine viene bastonata in questa maniera. Cade anche l'assioma di Zai e Company che dicono bisogna premiare le regioni e gli enti pubblici virtuosi. Ma cosa pensano di fare i lavoratori degli autotrasporti rispetto a queste intenzioni di taglio? Siamo qui che vogliamo essere ascoltati, ma sembra che siamo dei fantasmi. Hanno deciso di non dare più la collaborazione e coprire quello che già pesantemente manca con straordinari e mancati riposi.
e questo sta già scombussolando le carte rispetto al progresso. Vorrei ricordare che la categoria, in particolar modo qua a Venezia ma a livello nazionale, nel 2003 per molto meno, per uno scarto di 30-40 euro contrattuali, bloccarono le città d'Italia per oltre 3 giorni. E oggi, a fronte del taglio di servizi e di conseguenza di posti di lavoro che saltano, la risposta potrebbe essere al calor bianco. Il fatto che siamo qui tutti 7 sigle sindacali è un fatto che credo vada ricordato e segnalato. Vuol dire che la gravità della situazione è ben compresa da tutti i lavoratori dei trasporti, senza alcuna differenza di sigla. Siamo insieme, continueremo insieme, se questo taglio si concretizzerà inizierà la lotta dura dei lavoratori. Dal governo centrale finanziare maggiormente il trasporto è essenziale, perché il trasporto è il perno centrale di tutto il mondo del lavoro, della scuola, dell'istruzione. Tagliare sui trasporti vuol dire eliminare anche la possibilità di lavoro e di sviluppo, quindi la nostra non è una battaglia per il singolo lavoratore dell'azienda, oltre a questo che è prioritario, ma c'è anche proprio la battaglia per il cittadino, il diritto alla mobilità e allo sviluppo. È arrivato? È arrivato l'arrotino! È arrivato l'arrotino!